roba di Bruniero la do domani. Ma dall'altro per le regole della precarietà Andiamo di qua. Andiamo di qua? Andiamo di qua? Di qua o di là? No. Ieri sera. Avevo detto che era hai capito. E non al balcone. No. Fermi lì. Fermi lì. Dovete allacciarlo a Va bene. Questa là, Mauro. Ricorda. Bene, solo due parole, adesso devo scappare o continuare il giro. Tanto ringrazio il sindaco e gli assessori qui che hanno fatto il giro con me, di avermi fatto rivedere questa vostra bellissima città, veramente bellissima, dovrebbe tornarci, stare un po' qua, tranquilli, ma il giro deve continuare. No, volevo dirvi solo due cose. La prima è che questa cosa delle primarie l'abbiamo proprio azzeccata, perché sta succedendo un grande fatto di partecipazione di cui dobbiamo essere orgogliosi. Anche chi non la pensa come noi sta ammirando il modo con cui noi stiamo conducendo tutta questa iniziativa. E naturalmente ci vorrà un po' di pazienza. Adesso sapete che con queste primarie noi facciamo due cose, non ne facciamo una sola. Facciamo le primarie per scegliere il candidato dei progressisti e facciamo anche l'albo dei progressisti italiani. E non lo facciamo per una ragione burocratica, lo facciamo perché avendo nome, cognome, indirizzo, destinazione, diciamo referibilità dei progressisti italiani, noi potremo avere quello che nessuno ha in Europa, una comunità dei progressisti da consultare, da sentire anche in altre occasioni. Ecco, ci vorrà un po' di pazienza in più, però arriviamo a un obiettivo eccezionale. Già tanta gente si è andata per iscriversi, andateci tutti, questo alleggerirà un po' il carico su domenica. Quindi forza, bene, abbiamo 100.000 volontari, abbiamo 8.300 seggi, siamo un esercito che si è messo in movimento e ci stanno guardando, ripeto, da tutta Europa e non solo. L'altra cosa che voglio dire è l'unico proprio messaggio politico che volevo lasciarvi. Guardate che attrezziamoci all'idea che quando si arriverà alle elezioni non dovremo decidere solo di un governo o di un partito, ma dovremo decidere se siamo in condizioni di avere un'alternativa di sistema rispetto agli ultimi 20 anni, perché se va via Berlusconi però non è detto che abbiamo, come dire, ripulito l'infezione che è venuta in questi anni. È partita 20 anni fa, è arrivato uno che era nella crisi della politica, Tangentopoli, ha detto l'uomo solo il comando, il nome sul simbolo, i cieli azzurri, la lavagna di Vespa, uno che suona il piffero e il popolo che segue. Questo ci ha portato a un vero disastro. Se siamo arrivati sull'orlo del precipizio è anche perché quel modo di organizzare il sistema politico rende inamovibili le persone. Vedete, quando adesso va via Berlusconi non sa come fare, vogliono fare le primarie, ma non puoi passare dall'imperatore alla democrazia nel giro di 2 nanosecondi, fai fatica. Siamo arrivati sull'orlo del precipizio perché non si riusciva a toglierlo di lì. Allora basta, no, con queste cose, con forme plebiscitarie, demagogiche, populistiche, anche quelle nuove che arrivano. Io con i ragazzi di 5 Stelle, quando incontro i giovani, dico sempre: guardate che interpellate anche noi, per l'amor di Dio, se parlate di sobrietà della politica, se parlate di uso della rete, se parlate di queste cose. Se però accettate l'idea che uno stando in un tabernacolo possa comandare e decidere tutto lui, non va bene. Noi lanceremo la sfida di una riforma della democrazia rappresentativa su basi costituzionali, contro derive populiste, contro deformazioni della democrazia che ci portano sempre contro un muro. E in più, e chiudo, aggiungeremo 2 parole che devono dar la targa, diciamo così, alla prossima legislatura. Le 2 parole sono moralità e lavoro. Noi dovremo organizzare tutto il nostro programma, le cose che faremo attorno a queste 2 parole.
c'è bisogno di una riscossa civica, c'è bisogno di legalità, c'è bisogno di lotta alla corruzione, c'è bisogno di sobrietà della politica, c'è bisogno di legge sui partiti, c'è bisogno di diritti per i cittadini e quindi di una grande lenzuolata sui temi della moralità, della legalità, della democrazia. Per poter affrontare meglio il grande tema, quello del lavoro, affrontarlo con maggiore credibilità fra istituzioni, cittadini, politica e occuparsi di quello. Noi abbiamo bisogno di più lavoro. Lavoro è la parola che mi suona come diceva mio padre, che era un artigiano, che alla sera diceva: c'è lavoro o non c'è lavoro. Quindi stiamo parlando di lavoro dipendente, lavoro della piccola impresa, lavoro del commercio, attività economiche troppo basse. Noi dobbiamo fare un sforzo, adesso non ho tempo di dilungarmi, per prendere tutto quello che faremo dal lato del fisco, dal lato delle regole per gli investimenti, dal lato delle regole per il lavoro, dal lato delle politiche industriali, delle politiche di servizi, delle liberalizzazioni, per vedere quanto lavoro riescono a dare, perché tutto il resto viene dopo, tutto il resto viene dopo. Ecco, con questo messaggio io vi lascio. Ci diamo appuntamento a dopo queste primarie. Se vanno per bene per me vuol dire tanta gente, una cosa ordinata, una cosa ben fatta. Se vanno per bene a noi il giorno dopo non ci ammazza più nessuno. Credete a me, quindi diamoci una mano. Bersani, una battuta sui suoi antagonisti. No, Abbiamo fatti 3.000. Ciao. La domanda che volevo fare sul lì municipio, se diceva una battuta sui suoi antagonisti, non ha detto una parola. Antagonista cosa intendi? Berlusconi? No, i suoi Casini? antagonisti, siamo qua per le primarie, di dire una parola su Vendola, sulla Puppato. Niente. E gli altri invece niente. Volevo anche chiedergli se secondo lui queste primarie erano eque in senso di visibilità. Non mi sembra che tutti i candidati abbiano avuto le stesse opportunità e visibilità. Volevo anche chiedergli un qualcosa magari di politico, di specifico, magari su Vendola. Vendola, perché votare Vendola quando non è riuscito neanche a fermare o contrastare l'Ilva nella sua regione?